ragazzi, questo è un video che faremo. Allora, ripeto, buongiorno a tutti, buon anno, buone feste natalizie. Però per quando verrà caricato il video sarà quindi il 1° gennaio, perché in tutti e due i casi lo stesso video non lo andremo a caricare sia su Telegarage Mare Viaggi, perché faremo anche il brindisi finale, però faremo con due tipi di introduzioni diverse, quindi i video alla fine caricati sono differenti, però sono la stessa cosa tutti e due i video. Uno verrà caricato su ricette da sballo, l'altro invece verrà caricato su Telegarage Mare Viaggi, perché farò vedere come creeremo il nostro capodanno. Voilà, il 31. Allora, il 31 qui sarà molto caro, perché abbiamo preso delle cose che poi vi farò vedere man mano, quindi questo è un video che faremo man mano. Allora, in questo caso qua, siccome siamo una decina di invitati e voglio far fare una bella figura aereo, ho aperto il servizio d'oro. Il servizio d'oro sia per i piatti che per le posate. Infatti questo è un servizio appartenente a Napoleone III che è d'oro vero. Cioè, queste cose che voi vedete qui sono oro vero. E quindi praticamente andremo a utilizzare, logicamente lo sto preparando adesso, perché poi comunque anche se sono puliti però comunque si devono lavare, perché è normale. Quindi faremo questo servizio che in oro e madreperla. Adesso vi faccio vedere in quale cofanetto sta. Io l'ho messo a parte proprio perché voilà. Quindi utilizzeremo tutto il servizio. Oh no, bello. Quindi utilizzeremo tutto questo servizio che è completamente d'oro, tutto d'oro, non è vermeil. Il vermeil rappresenterebbe argento, che è laccato in oro, invece qua è tutto oro. Quindi lo andremo a usare. Poi useremo anche il servizio di Napoleone III, perché sono tutte e due, sia il servizio che sia il servizio di posate che il servizio di bicchieri e il servizio di piatti. Utilizzeremo questo qua a bordo dorato, con le varie zuppiere, ci sta praticamente di tutto, anche le cose per mettere i vari sughetti, gli antipastini, le tazze, tutto. Quindi andremo a utilizzare questo, e in più andremo anche a utilizzare dei bicchieri che io ho detto di non utilizzare, però li voglio utilizzare. Sono dei bicchieri in cristallo talmente delicati appartenuti a Napoleone III, che sono cose che comunque non abbiamo messo all'asta, cioè l'abbiamo presi a prezzi veramente stracciati, proprio perché alcune persone non se ne intendono. E quindi guardate quanto è bello, guardate. Cioè questo io l'ho preso così, guardate, e ancora lo devo lavare. Cioè io ancora lo devo lavare questo servizio, voi immaginate quando sarà lavato. E poi sono leggerissimi. Quindi utilizzeremo questo tipo di servizio qua, e poi dopo faccio un po' di spazio qua, che questo è il mio reparto creazione e sculture, questa e tante altre. E quindi andremo a utilizzare questi bicchieri, che spero cambi idea, perché basta che fai cin cin e si scassano. Quindi bello, Allora faremo quindi faremo una bellissima preparazione proprio della tavola, con candele e compagnia varia. Quindi mi sto preparando oggi, che è il 25, già sto iniziando praticamente a prepararmi, perché tutte queste cose
devono essere, sono pulite come di abitudine, però comunque bisogna lavarle, sta niente da fare. Allora, a più tardi, alla prossima incominciamo questa puntata dedicata al veglione di Capodanno. Novità a magagna servizi, la vediamo che è stato servizio qua, però questo qua è Luigi XIV. Mi piace Luigi XIV come style, non mi piace. Allora devo cambiarlo perché questo qua è solo semplicemente per il dessert, cioè stanno 2000 posate solo per il dessert. Ah, sti ricchi però che ci tenne, mamma mia. A più tardi mi faccio vedere il lato servizio. Allora ragazzi, allora utilizzeremo Luigi XIV con le posate in argento, però a me faceva piacere tutto d'oro là, perché posso vedere bene con i piatti. Però è bello a pensare che hanno mangiato i re con questi posati. Questa è una cosa fenomenale. Allora, quindi questo lo utilizzeremo per il dessert dorato e questo è qua con, guardate che lavorazione, e questo qua utilizzeremo per mangiare normalmente. Poi ci sono tutte le cosettine varie, le zuppiere, le cose per la zuppiere, coltelli. Guardate qua che lavorazione, guardate. Madre perna, bello. Voilà, allora continuiamo. A posto Luigi XIV, però me lo porto i microbi. Buona, allora ragazzi, abbiamo scelto quindi Luigi XIV e faremo quindi le dorate, come di abitudine sono per il dessert, quindi le forchette, i cucchiaini e i cucchiai. Poi ci stanno anche i vari tipi di posate, quelle là anche per il formaggio, quindi utilizzeremo poi quelle là di argento per i pasti normali. Allora adesso laviamo il tutto per bene, quindi poi passiamo ai piatti, ma non solo, anche a tutte le cose che servono per adornare la tavola. Quindi faremo delle belle decorazioni, sia con i fiori che con tante altre cose. A più tardi. Bella ragazzi questa busta di coccodrillo. 2,50 €. Allora andremo a mettere quindi le nostre posate che sto finendo praticamente di lavare. Quelle là sono tutte lavate, adesso si devono asciugare, quindi abbiamo fatto un melange oro argento. Allora ragazzi, questo piattone d'argento massiccio lo utilizzeremo per mettere il tacchino, che è grande, però non so, vabbè, il piatto è molto più grande, però faremo una bella decorazione. Prima cosa lo andremo a sgrassare, che ha bisogno di una pulita, quindi sgrassare, poi dopo faremo con l'argentil e dopodiché poi lo andremo a lavare un'altra volta e risulterà, adesso vi faccio vedere un qualcosa di straordinario. Logicamente lo faccio nella doccia perché è troppo grande. A tutto. Allora ragazzi, prima lavatina così di faccia, adesso passiamo con l'argentil e facciamo uscire questo piatto come comanda il Dio. No, c'è sta una differenza o no? Adesso bella lavatina con acqua e sapone e quindi continuiamo la nostra storia, perché poi dobbiamo prendere piatti e bicchieri.
E voilà, ragazzi, lavoro terminato. Bello, eh? Allora, qua andrà il tacchino. Quindi andremo a mettere questo tacchino contornato con le patate, con le castagne e le patate. Immaginate quando sia grande il piatto. Il tacchino non è tutto così grande, però comunque è grande, molto grande. Quindi automaticamente poi contornato con tutte le stronzate varie che ci stanno, è un bel piattone, no? Veramente un bel piattone. Allora, quindi adesso continuiamo con il servizio di piatti, un'altra impresa. Allora ragazzi, per quanto riguarda i bicchieri, prenderò questi qua che sono delicati, sono in cristallo di baccarat e li faremo per l'acqua. Per quanto riguarda il vino, prenderemo questi della Lalique che sono straordinari e sono tutti colorati, qua rosso, verde, blu, molto simpatici, e prenderemo per mettere praticamente il vino bianco, che quello che andremo a bere nella serata lì sarà esclusivamente vino bianco e champagne. E poi prenderemo i flute per lo champagne, li prenderemo quello di Napoleone III oppure la Lalique. Adesso vi faccio vedere qualcosa. Andiamo a vedere un po' lì. Poi prenderemo anche questi qua per il cognacchino, liquorini e roba varia. Belli questi, guardate che belli, però purtroppo ce ne stanno solo 5. Questa è la Lalique. Belli, eh? Ogni bicchiere di questo costa 600 euro. 600 euro. Quindi eccoli là, stanno là, vedete? Adesso quindi mi devo preparare. Faremo una cosa molto sfiziosa in questi bicchieri. Voilà. E poi andremo a prendere i nostri piatti. A più tardi. Sapete che ho visto dei cagnolini che erano piccolissimi? Allora ragazzi, quindi continuiamo la nostra storia. Guardate che bordello. Allora, dovete sapere che mi hanno rubato la telecamera. Quindi la telecamera quella là buona, ma adesso sto continuando le registrazioni con questa telecamera che è piccolina, però comunque sempre poi in fin dei conti è buona. Allora, quella puntata, riassumendo, praticamente io sono andato a comprare questa roba che voi vedete qui, quindi tutti questi pacchi, e purtroppo mi hanno fottuto. Vabbè, questi qua per esempio l'ho portati adesso, però tutta quella roba là l'ho comprata per fare quindi la decorazione del 31. Allora, abbiamo spostato i nostri acquari che stavano qui, abbiamo spostato il mobile lì. Allora, qui faremo i buffet. Ho preso questa bellissima pianta che me l'ha gentilmente prestato il fruttivendolo, e praticamente qua andremo a mettere, perché andremo a mettere la nostra uva, perché sappiamo tutti noi che in Italia l'uva è abbondanza, quindi andremo a mettere i grappoloni d'uva, quindi come scenografia in mezzo a tavola, è un qualcosa di bellissimo. Però con questo noi faremo una passatina di resina, oppure no, non lo so, faremo una passatina di resina oppure lo puliamo solamente. Allora, qua abbiamo tantissime cose che dobbiamo fare, abbiamo luci LED, abbiamo preparato quindi i bicchieri, voi già lo sapete, gli alberi di Natale, luci LED, tutti gli espositori, in poche parole, espositori per i dolci, vedete? Questi qua fatti a castello in plastica, 3,50 € l'uno. Qua abbiamo preso 2 per il formaggio, questi qua sono quelli chiusi appunto per il formaggio, costano 45 €, ne ho presi 3. Alberelli vari, coperture varie,
e poi tante altre cose che vi farò vedere adesso che incominciamo a fare i lavori. Questo per esempio lo illumineremo con le luci LED, abbiamo preso anche i cappellini per fare la festa. Diciamo che io avevo tutto registrato. È stato un evento bellissimo perché siamo andati al mercato della Défense a Parigi per prendere tutta questa roba, però poi purtroppo al ritorno mi hanno fregato la telecamera. Vabbè, non fa niente, non pensiamoci, anche se il mio cuore è distrutto, perché sapete benissimo quando ci tengo io per i video. Ok, allora quindi continuiamo. Adesso la prima cosa che farò sarà sistemare un po' questa roba qui che già stavo sistemando ieri, quindi sistemeremo, toglieremo questi due letti delle zingare qua che sono venute. Guardate che mi hanno rimasto qua, la casa di zingare, lamine di Lambert. Allora, poi la cosa bella che avevamo preso e che purtroppo non ho potuto far vedere, perché poi è stato pure molto divertente, questo bellissimo albero con la frutta che sono tutte candele profumate, e che purtroppo ve le faccio vedere adesso quando compongo il tutto, ma fa troppo così. Allora, questi due video vanno quindi automaticamente su ricette da sballo e su Telegarage Mare Viaggi. Allora ragazzi, a più tardi per farvi vedere quello che sto progettando. Allora, per quanto riguarda la chitarra è finita, dobbiamo solo aspettare che si secca l'ultima parte di resina che ho messo ieri, quindi automaticamente per il 3 per il 4 3 gennaio sarà anche secca. Quindi l'ho fatta semplicemente un po' più alta in modo da usufruire del righetto. Poi vi farò vedere il righetto che logicamente adesso ho fatto, e poi vi farò vedere tutto con molta calma. Allora ragazzi, a più tardi, dai, su Telegarage Mare Viaggi, ricette da sballo. Voilà, allora questa parte di video andrà in bricolage della vita. Allora stiamo comunque finendo, questo è lo stadio finale proprio della chitarra, quindi stiamo aspettando che si secca, è proprio finita totalmente, quindi poi ci sarà la levigatura, e poi andremo a montare con il piede, faremo tutto. Però per cui ho aperto questa puntata, io sto facendo due puntate che sono su per giù uguali, una verrà inserita su Telegarage Mare Viaggi e l'altra verrà inserita su ricette da sballo, perché sto facendo vedere come preparo il cenone. Quindi tutto completo, però decorazione, andare a comprare le decorazioni e cose varie. Adesso però voglio stimolare un po' la fantasia di tutti quanti voi. Per quanto riguarda questo video, questa parte di video andrà inserita anche, oltre che in Telegarage Mare Viaggi e bricolage nella vita dello stesso Telegarage Mare Viaggi e ricette da sballo nello stesso video, questa parte di video verrà inserita anche in bricolage della vita. Che cosa faremo? Allora vi faccio vedere. Gentilmente Fruttivendolo mi ha prestato questo albero di uva, un vigneto. Loro ce l'hanno maggiormente per mettere l'esposizione della loro uva fresca, dove stanno i chiodi mettono l'uva. Però io ho pensato che per l'ultimo dell'anno, siccome a noi italiani l'uva è, diciamo, abbondanza, ricchezza, quindi è bello che ci sia, io ho pensato di rimettere l'uva. Allora mi è venuto in mente questa cosa e sono andato da Fruttivendolo e gli ho chiesto se mi poteva prendere due cose così. Allora lui mi ha dato la sua, ha detto se la vuoi però comunque poi me la restituisci. Allora gli ho chiesto a lui, senti, posso fare delle modifiche? Ha detto fai tutto quello che ritieni sia buono per fare la decorazione a casa.
Allora, quindi che cosa facciamo? Questa la faremo anche proprio in opera d'arte, devo dire la verità, però la faremo con l'uva in Swarovski, la faremo bene, 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 bene. Allora, adesso la nostra pianta d'uva verrà pulita e andremo a passare della resina trasparente in modo che il tronco diventa bello, luminoso, ecco, bello lucido, e poi si mantiene per tantissimi anni, perché la resina comunque fa anche da protezione. E ho pensato, vabbè, questa non ci azzecca niente. Allora, periodo diciamo ottobre è il periodo delle lumache, delle noci, voilà. E quindi ho pensato, le ultime farfalle, il periodo delle ultime farfalle, quindi ho pensato di mettere delle piccole decorazioni tipo come queste due farfalle, perché ne ho trovate solo due, ne avevo tante altre però non so che fine hanno fatto. Tutte queste lumache, voilà, su per il tronco, logicamente messe in posizione, fatte per bene, e qui con la resina, quella là marrone, quella là solida, faremo poi il terreno, e nel terreno andremo ad aggiungere qualche fogliolina di erba. Poi domani andremo alla ricerca di foglie proprio di vigneto, per vedere se le riusciamo a trovare, e quindi mettiamo anche delle foglie di uva, ecco, di uva. Allora, la prima cosa che noi andremo a utilizzare sarà la pistola a caldo. La pistola a caldo servirà per attaccare tutti questi pezzi. Nel frattempo però, non so se mi spiego, io sto preparando il tutto, quindi adesso mi libero un pochettino di queste situazioni che stanno qui e incominciamo a fare questo lavoretto.